Mi sono occupata del database dedicato al collezionismo gonzaghesco 1563-1630. Questo database è stato costruito in pratica dal Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te a partire dal 1998, quando in occasione della mostra alla Celeste Galleria un gruppo di ricercatori si è dedicato proprio alla trascrizione di numerosi documenti dell'Archivio di Stato di Mantova. All'interno di questo gruppo di ricerca c'ero anch'io, abbiamo naturalmente lavorato moltissimo per trovare uno strumento adatto a tutto questo ed è stato un lavoro molto complesso perché abbiamo alla fine creato un database dedicato. Le domande erano tante a cui bisognava rispondere e soprattutto la classificazione degli oggetti, delle opere d'arte, delle informazioni architettoniche andavano naturalmente consultate da tutti, da un gruppo di lavoro, da un gruppo di ricerca. Quindi questo database è stato molto importante perché ha messo insieme circa 10.000 documenti che alla fine sono serviti per la mostra e questo è stato naturalmente lo strumento di ricerca. Oggi naturalmente riprendiamo in mano questo strumento a distanza di così tanti anni perché è importante rimetterlo in funzione, soprattutto metterlo a disposizione in rete di tutti i ricercatori, tutti gli studiosi che si occupano di argomenti gonzagheschi. È quindi una seconda fase molto importante che renderà proprio a disposizione in rete tutti questi documenti. Noi avevamo negli anni pubblicato una parte di tutto questo materiale, ora invece sarà tutto a disposizione in internet da parte di chi vuole naturalmente consultarli. Il sistema di catalogazione Sirbeck e OPAC doveva essere riversato in un sistema fruibile online e questo è sostanzialmente quello che i nostri ingegneri hanno fatto. Abbiamo quindi provveduto a produrre questa piattaforma secondo delle specifiche che sono note, le specifiche Sirbeck e OPAC, e abbiamo cercato di fare un sistema il più possibile aperto, quindi aperto verso l'integrazione verso altri sistemi attuali e futuri. È prevista anche un sistema di fruizione che potrebbe sfociare in una produzione di un'app per smartphone, per tablet nel prossimo futuro, speriamo presto.